Questa sentenza chiude definitivamente la porta a Finanza Progetti e la porta su Padova Ovest. Viene confermato tutto quello che è stato detto dal Comune e dalla Regione, cioè che nell'area di Padova Ovest non poteva essere realizzato un ospedale per problematiche di vario tipo legate ai costi, ma legate anche al dissesto idrogeologico, e dà il via libera a quella che verrà firmata nelle prossime settimane, che è il nuovo accordo di programma su Padova Est, ma soprattutto taglia le gambe alle richieste di risarcimento danni e a tutto quel battage che c'è stato negli ultimi mesi, che ha influenzato non poco l'amministrazione e i consiglieri comunali, con delle pressioni che io ho più volte, anche dal punto di vista giornalistico, denunciato come delle pressioni indebite, perché quando si dicono delle cose ai consiglieri comunali che potrebbero avere delle responsabilità, è logico che l'atteggiamento può anche cambiare. Però la sentenza del TAR è chiarissima. Penso che già in un paio di settimane dovremmo firmare l'accordo di programma, che comprenderà quindi la possibilità, a richiesta della Regione, di avere i terreni, questi famosi 530.000 metri, ma io chiarisco anche in questa sede che in realtà le schede del 2011 parlavano di 200.000 metri, che sia chiaro, quindi noi daremo molto di più di quello che era stato richiesto a suo tempo, che però è stato confermato dall'Università ancora lo scorso anno, quindi sono 530.000 metri, di cui più del 50% già in proprietà dell'amministrazione comunale e il restante che arriverà nella proprietà comunale nelle prossime settimane. Sono in corso le procedure per lo svincolo, che è obbligatorio perché è uno svincolo dovuto a un piano di lottizzazione in corso che è stato modificato.